Ciao a tutti ragazzi, oggi si va a Parco Querini, Vicenza, Italia. Andiamo! As you can see, you pay there, like this man is doing, and then same as we did in our car, since this is not a free parking, you put the ticket here. We can stay 2 hours around, so let's go to Parco Querini. Oh, yeah. This is the place where to buy the ticket. I think they changed the entry. From where to enter? To the other side? Uscire da via? To the other side? C'è dall'altra parte. Da dove? No, my God. So, actually they've changed the gate where to enter. Ragazzi, non si ne può più entrare da questa parte. Si poteva qualche mese fa. Hanno cambiato le regole, quindi andiamo dall'altra parte del parco. Let's go to the other side of the park because they changed it. Don't know why. This is the new gate to enter this park. La nuova entrata. Attenzione che c'è una grana. Ma è pieno di conigli. Guarda un coniglietto piccolino. Oh baby, a baby rabbit. Oh my gosh, so cute. Guardate quanto è piccolo. Io ho dato un po' di pane al coniglietto. Si sono avvicinate le galline, le colombe, tutto. Oh, guarda, ci sono un sacco di tartarughe. Ma si può dare il cibo agli animali? Sì. Look how many turtles. Tu devi mangiare il pesce. Yeah, let's go. Dai.
my gosh, these rabbits are so cute. Adesso non vedo. Adesso non vedo animali. No, sì, sono tutti lì. Ora appena tiriamo il pane. Oh, guardate. Look. La giornata più bella del mondo. Vediamo se pesci mangia. Yeah. Guarda, le Ah, tartarughe no. si stanno avvicinando. Guarda, vedi? Vedi? Gli ho lanciato un po' di pane, guarda. Oh. Se lo sono portati via proprio. Yeah, but the ducks are ready to come. Look. Show them the food. Arrivano le paperelle. Guarda come stanno arrivando pure le Yeah, they come. Throw it. Small pieces. Piccoli pezzi. So everybody can hear. Oh my gosh, what happened here? A lot of turtles are going to eat. Come, I think. Oh, sta arrivando un'altra hi. tartaruga. Hi. There are some hidden spots in the shadow too, especially during summer. You can hide there, so you don't have to suffer the heat. There are also these small, let's say, rivers around. It is not a river, of course, but it's fresh water for animals. Too bad that we cannot go in the temple there. It's closed, this bridge. Peccato che questo ponte sia chiuso, quindi non si può andare sul tempio, ma credo che ci siano delle ovvie ragioni per la quale hanno deciso tutto ciò. Come. Oh. Sono troppo carini sti conigli. Yeah, too cute. Dai, vieni. Oh, hi! Quante tartarughe, ma sono Oh my tantissime. gosh, they're so close! Esatto. Andiamo avanti, vediamo che ho sentito. Ma chi va adesso a prendere quel pezzo? Nessuno. Ma tutti ci passano vicini e non lo prendono.
Brano ancora non sta. Look how cute. Guardate che carini. Let's go to the other side. Andiamo dall'altra parte. Eh no. È bello dare da mangiare agli animali. Sì. Uno si sente realizzato. Vorrei avere magari 2 kg di pane, mi porto sullo zaino. Next time. A casa. Mi lascio un po' di tutto. Yeah, we are saying that it's very satisfying to give food to our friends, animals. But the next time we want to bring more, like 2 kilos, my brother said, because it's giving happiness and Sì, relax. relax. in generale. Yeah, it is relaxing. It's Quante true. buche che hanno fatto. Yeah, all these holes are made by the rabbits, maybe, or from Le the nutrie? nutria, Forse. the Anche king conigli, rats, direi. or rabbits. Yeah, both of them maybe. Anyways, this is the architectural part inside this park. Questa è la parte un po' Sculturistica, come si sì, dice? sculturistica di questo parco. Come potete vedere è troppo rilassante. It is very relaxing. In this park we can come also to draw or to do just a Tutto walk. quello che vuoi. Yeah, to come here with the dogs, but it is not allowed to drive the bicycle here. Quindi in questo parco possiamo venire con i nostri animali, ma non possiamo guidare la bicicletta. Possiamo camminare tenendola a mano, ma non possiamo guidarla. È bellissimo questo parco, ragazzi, è molto rilassante. Non aspettatevi qualcosa di enorme, ma non è nemmeno piccolissimo. This park is not so big, but not even small. It's a medium way. I'm gonna continue to show you. Continuiamo il nostro percorso. Poi dall'altra parte si continua a camminare e mi ricordo che c'erano pure lì i coniglietti. Yeah, to the other side. Sì, già li vedo. There are many rabbits. We will go there. At the moment we are gonna walk here. Per adesso camminiamo qui e poi vi portiamo dall'altra parte con i coniglietti. Una bellissima giornata. Wonderful day. Sunny. Un sole bellissimo. Spring is coming. Ah. La primavera sta arrivando, finalmente. Finally.
This is me with my dog. Io con la mia cagnolina Sunny. And this is Davide, my brother. Ma non c'è scritto nulla sulle targhe, cioè sono vuote. Yeah, there's no description. But I think these are illustration and sculptures of some divinities, huh? Pensiamo, non c'è scritto nulla sulle targhette, però pensiamo che siano delle illustrazioni, comunque delle sculture di alcune divinità, magari. Dobbiamo studiare un pochettino la storia di questo parco. We must Sì. look in Google who are exactly these characters, the sculptors. Beh, siccome Palladio è un po' quello che ha fatto tutta Vicenza, Palladio, yeah, secondo me l'ha fatta Palladio. maybe. Metà 700? Yeah, può my brother essere. thinks that maybe Palladio did some things inside this park, or maybe no. I will put everything in description, any information, and don't forget to like, to share, and to subscribe to my channel, because we are putting a lot of effort into it. Of course, this is something I love with all my heart, but it will help me a lot too, huh? So let's help each other. Look how beautiful, wow. Yeah, there is something written here. Scuola di Orazio Marinali, primi decenni del XVIII secolo, vasi ornamentali, restaurato da Leopoldo di Ercoli. Non si legge bene, mi dispiace. Wow. Ok, let's go. Andiamo. Flower? Where is this flower? Qui. In teoria qui. Oh, a flower. Oh, so sweet. Piccola, andiamo, dai, let's go. Opere idrauliche, come stichello. Yeah, I hear the sound of the water. Si sente il rumore dell'acqua. Ecco, si Lì. trova lì. Ma purtroppo, Già, si vede un po'. purtroppo non possiamo entrare. We cannot enter this space. Ah, Perché in teoria questo dovrebbe essere il continuo per entrare nella villa. there is the villa there. In theory, maybe in the Però è past. privata, mi sa. Yeah, it is private now. It is a private villa now. We have a free park all for us. Abbiamo un parco tutto per noi, quindi chi se ne frega. Andiamo. If you join these paths here, you can see many rabbits. I think I will let my brother hold my dog for a minute. Let's see. Thank you. Let's see if we can find a rabbit or some of them, because they usually hide
from people that like to run away. Quindi dicevo che solitamente in queste zone qui, più nella zona un po' più naturale, guardate qui di cosa stiamo parlando, troviamo più coniglietti. Non so se oggi riusciamo a trovarne qualcuno, perché a loro piace molto nascondersi e scappare, ma sinceramente non ne vedo in giro, non ne vedo tantissimi. Non qui, non qui. Ce n'è uno che riposa lì sotto in fondo. Yeah, he's reading guard, as you can see. Don't go away, please. Non andare via. Yeah, he's eating. Let's zoom in. Potete proseguire. Oh, c'è un coniglio bianco lì. A white rabbit. Potete proseguire lungo questo percorso. Continuano a seguirlo, oppure potete anche venire qui. Ci sono alcuni tronchi sulla quale potete sedervi tranquillamente. Vieni qua, vieni qua. Yeah, I will give her some water now, Acqua, acqua. She's tired a little. We stop and then we drink and then we continue, Mamma. Sì. Dove meglio? Qui, sono qui, piccolina.
Dai, dai, dai. Dai, 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 sei sempre a fare così. Dai, dai, dai. Troppo carino! Hai capito il messaggio? Let's see what's to this side. Ah, an emperor. Un impero.
So this is another side of this park. Of course, the temple is to the other side now. Il tempio adesso è dall'altra parte. Questa è un'altra parte del parco che non avevo mai visitato. Vediamo un po' com'è. Let's see how is it. Oh, wow! There are some ruins inside here. Ci sono delle rovine qui all'interno. I think it was a pizzeria. No. I don't understand. È una rovina questa. Yeah. I think... Ah, there are some pictures inside. Wow, photographies. Can we enter? No. Ah, Chiuso. okay. Yeah. So this is how this kind of villa place was before. Maybe. I have no idea. Even I balconies. I think this is an art event, photography event, and Sì, they use it Vicenza Fiorita. exactly Vicenza Fiorita. So they use it now for a museum. Yeah, you're right. Museo. Wow. See, there is always something new we discover, even if we came here already 2 times. C'è sempre qualcosa di nuovo, non importa quante volte andate in un luogo, c'è sempre qualcosa che non avete mai visto. Siamo venuti qui 2 volte e non abbiamo mai fatto caso a questo spazio bellissimo che si trova da questa parte. Bellissimo. Beautiful. What is it? Another, Questo non lo so. maybe to do some contemporary art events. Yeah, but better not open it. Sì, secondo me è sempre qualcosa di correlato agli eventi. Yeah, events. Yeah, but there's nothing there. Ah, this side is so cool. Very calm. Questa parte è bellissima, è molto calma. Più immersa nella natura. It is more immersed in nature. And of course you also have the view of all the park from here. There are some puppies of rabbits. Ci sono i cuccioli di coniglio. Vediamo se riesco a riprenderli.
Grazie mille per aver visto questo video. Ciao e alla prossima. Thank you very much for watching my video. See you soon. Ciao.